Noventa Vicentina e Villaghe, tutti i comuni dell'area berica, condannano ogni forma di violenza contro le donne. Basta a questa che è diventata una vera e propria piaga sociale. I sindaci condannano la violenza omicida che troppo spesso stronca la vita di madri, mogli, compagne. Oggi è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Rita Menze, uccisa 5 giorni fa a Noventa Vicentina. I carabinieri hanno trovato l'arma del delitto, una pistola calibro 7,65, nel locale vicino all'abitazione dove è stato fermato il marito della vittima, ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Ma mentre le indagini vanno avanti, a Noventa Vicentina questa sera viene organizzata una grande fiaccolata. Luci come simbolo di vita da proteggere, come emblema di impegno civile e sociale contro la violenza sulle donne. Bisogna condannare i femminicidi e ogni forma di violenza in modo trasversale, senza colori politici, senza bandiere, senza la strumentalizzazione di nessuna parte. Nessuna bandiera di partito, nessun simbolo o striscione con riferimenti sindacali o politici. Alla fiaccolata di Noventa partecipano le istituzioni, i familiari di Rita, gli amici, i colleghi di lavoro, le associazioni, i cittadini solidali. Tutti potranno dare un contributo per aiutare economicamente le figlie di Rita rimaste in Africa. Abbiamo aperto un conto intestato a Rita, laddove qualsiasi persona può decidere di fare un gesto di solidarietà nei confronti delle figlie di Rita.